Nel frattempo mi presento, sono Alessandra Bocchio Chiavetto, sono psicologa, mi occupo appunto di progetti intergenerazionali di longevità attiva e chiedo cortesemente di fare un passo indietro con le slide, per favore, grazie. Ok, il progetto Riconnessioni. Allora, il progetto Riconnessioni è diventato un'azione importante del nostro progetto L'Anziano Generativo, in quanto si è collocato proprio in un momento di cambiamento, tant'è che fa parte della parte rimodulata del progetto alla luce del lockdown e della sospensione. Prossima slide. Abbiamo sentito come la progettualità abbia di fatto realizzato un percorso per over 65 in presenza, appena prima che il lockdown fermasse le attività. Dunque il percorso svolto in presenza è stato un percorso innovativo che ha dato supporto alle persone anziane proprio per affrontare i cambiamenti nella fase della terza età. Dico questo solo perché a un certo punto, prossima slide, ci siamo trovati nel bel mezzo, vi ricordate, il 24 febbraio, nel bel mezzo della chiusura, e il lockdown e le successive limitazioni hanno davvero amplificato problemi noti al processo di invecchiamento attivo, quali il fenomeno della solitudine, il fenomeno dell'isolamento, e hanno reso ancora più visibile proprio il bisogno di relazione delle persone e il bisogno di welfare. Se andiamo indietro coi ricordi e andiamo a marzo 2020, ricordiamo che il periodo ha seminato davvero dolore e preoccupazione nella società un po' a tutti i livelli, colpendo le persone fragili e soprattutto in particolare ovviamente gli anziani. A livello sociale, devo fare una premessa perché è importante per capire la contestualizzazione del progetto Riconnessioni, a livello sociale sono stati spezzati legami relazionali che pensavamo inscalfibili, per esempio come quello tra nonni e nipoti. A livello psicologico sono emerse paure, preoccupazioni, forme di disagio personale per le incertezze, vi ricordate, bombardati dai dati quotidianamente, e quindi le abitudini quotidiane, che sono, sappiamo essere elemento organizzativo per la vita degli anziani, si sono sconvolte. Va ricordato che i nostri anziani attivi normalmente sono abituati a costruire la quotidianità partecipando alla vita associativa, facendo attività sportiva, sono impegnati anche in varie attività solidali e intergenerazionali, ma sono stati costretti ad abbandonare proprio queste coesioni di benessere per sé e per gli altri. Allora, questo è stato lo snodo focale. Perché? Perché partecipare alla vita associativa sostanzialmente permette di focalizzarsi sulle proprie capacità e sulle proprie abilità presenti e non solo sulle più o meno piccole difficoltà personali di over 70. Ecco quindi che si era proprio aperto, reso visibile il bisogno di riallacciare relazioni, di riconnettersi agli altri, e quindi la progettualità, l'azione di progetto Riconnessioni nasce sul campo in risposta proprio a ciò che stava accadendo a marzo-aprile. Prossima slide. Vi racconto ora come si sviluppa il percorso Riconnessioni. Il percorso Riconnessioni, nascendo sul campo, si è come dire, organizzato strada facendo. Ha avuto la necessità di coniugare però due aspetti. La fase 1, che consisteva nella rielaborazione sotto forma di focus group online dell'esperienza del lockdown vissuta da questo gruppo di persone anziane, circa un 25 persone, e contemporaneamente apprendere e superare il digital divide. Una seconda fase invece è stata quella della valorizzazione di tutto questo lavoro di connessione attraverso le testimonianze registrate poi dai longevi attivi. Prossima slide. Specifico meglio perché oggi siamo di nuovo in una situazione
come dire, particolare, ma non stiamo vivendo la chiusura totale come quella fatta, avuta, vissuta nel periodo tra marzo e maggio. Dunque la fase 1, che è stata quella di ricognizione dei bisogni attraverso una serie di telefonate per comprendere le persone come stavano, gli stati d'animo, i bisogni, successivamente è stato proposto loro ovviamente un briefing per apprendere lo strumento Meet, che era quello che ci consentiva di fare delle riunioni di gruppo. Non vi nascondo che ci sono state momenti di difficoltà, momenti anche di insuccessi, di fatiche e poi di momenti in cui si è riusciti ad arrivare all'obiettivo. Perché questo? Perché in quel momento tutte le indicazioni che si potevano dare loro, condividere con loro, sono state date ovviamente tramite telefono, tramite indicazioni via mail, scritte e questo gruppo di longevi non poteva avvalersi di ciò che nella normalità si sarebbe fatto, cioè che si potesse appunto chiedere aiuto al figlio, al nipote mentre passava magari di là alla sera o nel pomeriggio. Erano completamente isolati. Questa situazione quindi ha reso molto complicata la fase di acquisizione di competenze e tra prove ed errori alti e bassi e sentimenti di sconfitta e di riuscita, però ci si è riusciti a collegare e nel momento in cui le riunioni di gruppo sono state realizzate, ci si è dati un secondo obiettivo. Siamo entrati nella fase 2 con l'idea di preparare delle interviste per testimoniare proprio le proprie esperienze fatte di momenti come dire, di paura, di preoccupazione, ma anche per condividere le strategie usate per superare questi momenti di paura. E tutte queste testimonianze sono visibili sul sito www.longevitaattiva.org. Prossima slide. Ecco qua solo un incipit perché le trovate sul sito di Longevità Attiva, ma potete seguire anche la nostra pagina Facebook, da cui in questo momento anche la diretta. Prego, prossima slide. Ecco, mi piace condividere con voi che ci ascoltate come dire, la premesse che ci hanno guidato nel realizzare un'esperienza così sfidante in pieno lockdown, in pieno isolamento. La convinzione che ci guida è quella della longevità come risorsa e non come un peso, è l'approccio in cui crediamo fondamentalmente che è quello della lifelong learning, cioè che si possa imparare lungo l'intero arco della vita, quella di immaginare la tecnologia come amica della persona anziana che possa facilitare quindi la vita quotidiana e le relazioni e soprattutto accompagnare le persone anziane con un supporto psico-motivazionale che le sostiene, che le aiuta anche di fronte a cambiamenti importanti. Chiaramente i benefici di tutta questa attività che si è dispiegata in un periodo tra marzo e direi ottobre sono molteplici, però lo voglio fare, voglio condividere questi benefici con voi attraverso due frasi che testimoniano i vissuti e il lavoro fatto. Parto dalla seconda: ce l'ho fatta, ho capito come si fa. Ecco, questa è una testimonianza che ci fa capire l'impegno e la determinazione che sono stati messi proprio per imparare ad usare la tecnologia delle videochiamate, delle riunioni di gruppo e quindi a percepirsi agente attivo del proprio cambiamento. E una seconda frase che ci dice: felicissima di vedervi davvero, ora sono certa che non siete solo nel mio immaginario. E questa frase ci fa capire che cosa davvero stessero vivendo i nostri anziani durante il periodo del lockdown e quanto sia importante la continuità di relazioni e legami significativi. Prossima slide. Alla luce, diciamo, di questa esperienza bellissima che ci ha coinvolto, che ci ha portato a questi risultati soddisfacenti, ci siamo, come dire, interessati di cosa fare per il futuro e quindi crediamo di poter lanciare oltre questa esperienza
avviando e stiamo già lavorando per costruire un nuovo progetto intergenerazionale. I nonni del cuore, soci volontari della nostra associazione, entrano alla scuola d'infanzia, si raccontano ma a distanza. Quindi stiamo lavorando per riconnettere, ricollegare anche i rapporti intergenerazionali tra i nonni del cuore i bambini delle scuole d'infanzia, proprio perché sappiamo, ne cogliamo l'importanza, e in questo momento, come tutti sapete, dentro le scuole entrano solo bambini ed insegnanti e nessun altro, ma ci sembra fondamentale tenere insieme i valori in cui crediamo. Ultima slide e vado a concludere questa presentazione. Da questa esperienza non possiamo che non condividere il pensiero di Mir Vermoed Essen: le relazioni per l'essere umano sono come l'acqua per le piante, e quindi troviamo fondamentale trovare modalità per ricomporle, riconnetterle, nonostante le limitazioni, prendendosi cura di aspetti sia psicologici, relazionali, sociali, per traghettarle quindi nel futuro con aspetti di nuove normalità. Io vi ringrazio, ho concluso la mia presentazione.